Ennesima tragedia sulla Romea, consumata intorno alle 8 di giovedì mattina a Codevigo. Uno schianto frontale in cui il Centauro coinvolto ha avuto la peggio, non ce l'ha fatta. Le vetture hanno preso subito fuoco nell'impatto e l'uomo di mezza età è morto sul colpo. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, ma ormai per lui, che era alla guida di uno scooter, non c'era più niente da fare. Sono invece stati estratti dall'auto e con lesioni non gravi il conducente e la moglie, poi trasportati all'ospedale di Piove di Sacco. Questa la dinamica stando alle prime ricostruzioni. L'automobile, una Citroën C3 guidata dall'anziano di 88 anni, era in direzione Chioggia con a bordo il pensionato di Mira assieme alla moglie. Con ogni probabilità si recavano in gita a Chioggia. Erano soliti andare al mercato del pesce. In direzione opposta viaggiava invece l'uomo alla guida del suo Piaggio, la strada abituale che tutte le mattine percorreva a quell'ora per andare a lavoro. Poi lo scontro frontale che ha fatto immediatamente incendiare i due veicoli, non lasciando scampo al Centauro. Al vaglio le ipotesi che potrebbero aver generato l'invasione di carreggiata da parte dell'auto, una possibile distrazione o un sorpasso azzardato in una strada, la Romea, molto pericolosa e affollata, specie nel periodo estivo in cui rappresenta la principale via verso il mare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale del SUEM.